Buongiorno da Sicilia 24, questi i nostri titoli di oggi. L'omicidio di Santoré a Catania ha convalidato l'arresto di John Obama, incastrato da 2 testimoni e dalle telecamere di videosorveglianza. A Sicilia 24 parla il cognato della vittima. Oggi è la festa della Repubblica, celebrazioni e manifestazioni in tutte le principali città siciliane. Nel capoluogo etneo, ancora scosso per la morte di Santoré, il prefetto Signoriello annuncia un imminente comitato per l'ordine e la sicurezza. Il femminicidio di Sara Campanella. Il giudice del Tribunale di Messina nega la perizia psichiatrica. Stefano Argentino in carcere con l'accusa di avere ucciso la giovane il 31 marzo. E ancora emergenza, spaccate a Palermo. I furti con vetrine in frattumi vanno in scena ormai quotidianamente in periferia, commercianti e residenti esasperati. Ripresa l'attività eruttiva ed esplosiva sull'Etna, crolla parte del cratere di sud-est. Una nube di cenere alta 6 km si è formata sulla zona sommitale. E assaggio d'estate a Catania, la giornata festiva e il bel tempo incentivano l'invasione dei turisti che affollano musei, siti archeologici e non rinunciano alle specialità culinarie. La riconferma con polemiche di Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico. Le correnti Bonaccini e Orfini dure nei confronti del segretario vicinissimo alla Schlein. Replica il neoeletto: uniti siamo tutti più forti. Serata agrodolce per lo sport siciliano. Nella semifinale scudetto di basket Trapani perde ancora in casa contro Brescia. Nel calcio a 5 vittoria al photo finish per la Meta Catania che batte 3-2 Avellino e il sogno tricolore continua. Bentrovati. L'omicidio di Santoré a Catania, ad Ognina, ha convalidato l'arresto di John Obama, incastrato da 2 testimoni e dalle telecamere di videosorveglianza. Al nostro telegiornale il dolore del cognato, nonché proprietario della pasticceria dove il giovane uomo lavorava. Tonino De Mana. I poliziotti, sono venuti a casa a portare, per le cose della magistratura, e trovavano i confetti che dovevano venire i parenti a visitare la bambina, invece oggi vengono per fare le condoglianze. Dolore e rabbia nelle parole di Salvatore Fabio 40, cognato di Santoré, proprietario dell'omonima pasticceria, che dopo 2 giorni di lutto ha riaperto i battenti. Non ci sarà più Santoré, 30 anni, padre da 2 mesi, ucciso da John Obama, originario dello Zimbabwe, parcheggiatore abusivo con precedenti penali e senza permesso di soggiorno. Il GIP ha convalidato il provvedimento disponendo la custodia cautelare in carcere. Ben 3 legali hanno rinunciato al mandato. Ad incastrarlo 2 testimoni oculari e le immagini delle telecamere che hanno permesso di ricostruire tutte le fasi dell'omicidio. Santoré, terminata la giornata lavorativa, si è avviato verso la macchina parcheggiata nella discesa che conduce al porticciolo di Ognina e a quel punto che John Obama gli si è parato davanti. Dopo qualche secondo il 37enne ha sferrato alcuni fendenti in direzione del giovane che ha provato invano a difendersi indietreggiando. La vittima, nonostante le gravissime ferite, è fuggita in direzione del bar 40 dove lavorava per chiedere aiuto, poi è stramazzata al suolo. Una ricostruzione che viene confermata dal cognato. Ma lui è smondato. Si è fatto fare le 2 granite, le 2 brioche. Il mio collega anzi gli ha detto: te ne do 3, guarda, così te ne mangi una in più, per scherzare nelle cose. Stava rientrando a casa da sua figlia da 2 mesi. Poi lo sfogo legato ai precedenti penali dell'assassino. Dice che aveva un foglio di espulsione in tasca, ma il foglio di espulsione per me non serve a niente, in tasca. Bisogna, cosa succede? Metterlo in camera di sicurezza, se ne raccolgono tutti questi pericolosi e si mandano al paese. Restano le lacrime, i fiori e lo strazio della famiglia, rappresentata dall'avvocato Coco. Un sentito appello all'intera cittadinanza e soprattutto indirizzato alle istituzioni affinché questo dramma familiare di immensa portata possa condurre a delle soluzioni concrete di aiuto per questa giovane mamma e per questa piccola figlia in tempi celerissimi. Oggi è il 2 giugno, si festeggia la nascita della Repubblica. Da Palermo a Catania, tante le celebrazioni. Nel capoluogo etneo la città risente molto e ha risentito molto anche in questa occasione della morte di Santoré. Il prefetto Signoriello, il neo prefetto di Catania, ha annunciato un imminente comitato per l'ordine e la sicurezza. Emanuela Corsi.
Libertà, democrazia e unità, ma anche lavoro. Il 2 giugno si festeggiano i valori fondanti della Repubblica Italiana con tante manifestazioni per il 79° anniversario della sua nascita anche in Sicilia. A Palermo, in piazza Vittorio Veneto, davanti al monumento dei caduti, il prefetto Mariani ha deposto una corona di alloro alla presenza di diverse autorità civili e militari, tra cui il sindaco di Palermo La Galla e l'assessore regionale Nunzia Albano. Noi non celebriamo solamente la Repubblica, ma celebriamo un sistema democratico che ci ha garantito 79 anni di pace, di sviluppo, di prosperità, di diritti diffusi. A Catania alle 9:30 il neoprefetto Signoriello ha reso onore ai caduti per la patria con la deposizione di una corona d'alloro nell'atrio del municipio. Poi la cerimonia si è svolta in piazza dell'Università alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose e degli studenti di diversi istituti di Catania e provincia. Questi richiami all'unità devono costituire un monito, nello stesso tempo un fremito per ciascuno di noi, ma dobbiamo vivere quotidianamente questa condizione sentendoci fieri della nostra bandiera, della nostra identità italiana, del nostro essere italiani. La Repubblica è fondata sul lavoro e sappiamo quanto è difficile mantenere il lavoro nella nostra Sicilia, nelle nostre strutture, sia per tutta una storia che ha portato magari a renderlo precario, a impoverirlo, ma il futuro è nel lavoro. Una festa sottotono in una città ancora scossa dall'omicidio di Santoré, il giovane pasticcere accoltellato da un posteggiatore straniero. Proprio il tema della sicurezza è stato al centro della giornata, con il prefetto che ha annunciato un imminente tavolo. Mercoledì ho convocato un comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica nel corso del quale verrà fatto un focus specifico e vedremo all'esito di questo incontro che cosa verrà fuori. Torniamo al femminicidio di Sara Campanella. Il giudice dice no alla richiesta di perizia psichiatrica del suo assassino Stefano Argentino. Francesco Triolo. Niente perizia psichiatrica su Stefano Argentino, il giovane detenuto con l'accusa di aver ucciso Sara Campanella nel pomeriggio del 31 marzo a Messina. Il giudice per le indagini preliminari Eugenio Fiorentino ha respinto la richiesta presentata nei giorni scorsi all'avvocato Giuseppe Cultrera, difensore di Argentino, che aveva sollecitato l'avvio di un incidente probatorio proprio sulla valutazione dello stato psichico del giovane. L'avvocato di Argentino aveva motivato l'istanza sottolineando che il padre della ragazza in cura per un disturbo psichiatrico dal 2016 aveva allegato una dettagliata relazione firmata dalla madre del giovane nella quale si descriveva la situazione familiare. Nonostante queste argomentazioni, il giudice ha deciso di non autorizzare l'incidente probatorio. La decisione, tuttavia, non esclude che una perizia psichiatrica possa essere disposta nel corso di un eventuale processo. L'avvocato Cultrera starebbe valutando anche l'ipotesi di presentare ricorso in Cassazione. Ed è ancora emergenza, spaccate a Palermo, non solo il centro storico, adesso i furti con vetrine in frantumi vanno in scena quotidianamente anche in periferia. Commercianti e residenti si dicono esasperati. Marco Gullà. È una situazione insostenibile perché la notte noi commercianti non dormiamo più, siamo ridotti a fare delle barricate con delle piante, come potete vedere. Esasperati, quasi rassegnati come questo commerciante. A Palermo è ormai emergenza vetrine spaccate, non solo nel centro storico, furti e rapine travolgono anche le periferie. Qui siamo al CEP, la vetrina di una farmacia in frantumi, il bottino di pochi euro. Una volta dentro la farmacia si sono buttati sulla cassa senza neanche considerare i prodotti esposti sugli scaffali. Siamo nelle mani di nessuno perché comunque non ci sentiamo tutelati neanche dalle forze dell'ordine perché capisco che sono a ridotto di personale ma non ci sono volanti la notte che girano. Abbiamo paura ogni mattina di trovare un'attività aperta, abbiamo paura ogni mattina di capire a chi è successo perché poi alla fine ci conosciamo un po' tutti, quindi è un dispiacere continuo. Quindi questo chiediamo, più controlli per favore. Rapine, furti, paura, commercianti e residenti chiedono un intervento concreto da parte delle istituzioni. Però ora ogni notte sistematicamente, è una cosa da film, c'è una cosa reale, noi non siamo preparati anche psicologicamente a sostenere una cosa del genere.
Qui c'è il deserto, già alle 8 c'è il deserto, la gente scappa, va via perché ha paura. Il modus operandi dei banditi è sempre lo stesso: auto a forte velocità contro la vetrina che va in frantumi, blitz nell'esercizio commerciale e successivo furto, così come nel centro storico, dove i commercianti fanno anche le ronde per proteggere le loro attività. Niente, noi ogni mattina siamo curiosi di capire se la cinesca verrà spaccata e non penso che sia una cosa normale. Cambiamo decisamente argomento, l'Etna torna a farsi sentire e vedere. Da questa notte ripresa l'attività eruttiva ed esplosiva con il crollo di una parte del cratere di sud-est, una nube di cenere alta ben 6 chilometri che si è formata sulla zona sommitale. Ma sentiamo il servizio di Orazio Longo. Forti esplosioni e una grossa nube nera alta 6 km, l'Etna torna a farsi sentire e vedere con l'attività eruttiva ed esplosiva che ha ripreso in modo corposo a provocare la fuoriuscita di materiale incandescente. Secondo l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania sarebbe stato un flusso piroclastico probabilmente prodotto da un collasso di materiale del fianco settentrionale del cratere di sud-est. Il materiale caldo, da osservazioni preliminari, sembra non aver oltrepassato l'orlo della Valle del Leone. Contestualmente l'attività esplosiva dal cratere di sud-est è passata a fontana di lava. Valori alti tendenti a salire e la localizzazione della sorgente del tremore ricadente a quota 2800 metri. L'attività, oltre ad alimentare un piccolo trabocco lavico dal bordo meridionale del cratere di sud-est, provoca una modesta colata lavica in direzione della Valle del Bove. Il modello previsionale indica che la nube eruttiva prodotta si disperderebbe in direzione ovest-sud-ovest. Registrato anche un aumento dell'attività infrasonica, la cui localizzazione rimane circoscritta nell'area dei crateri centrali. Dal punto di vista sismico i valori dell'ampiezza del tremore sono elevati con tendenza ad ulteriore aumento. In ambito aereo, dapprima rosso poi arancione, è di nuovo tornato rosso il segnale Vona per l'allerta voli. Non si sono registrati problemi per gli aerei in arrivo o in partenza a Fontana Rossa. L'estate, insomma, non da calendario, ma certamente meteorologicamente parlando sembra davvero arrivata. Ieri siamo andati al mare nelle spiagge del Siracusano, oggi invece nel centro della città di Catania che ha fatto il pieno di turisti. Anche oggi affollatissimo il centro storico tra musei, siti archeologici e turisti che non rinunciano naturalmente ad assaggiare le nostre prelibatezze. Sentiamo Desiree Ferlito. Un lunedì che sa di domenica, il lungo ponte del 2 giugno è l'occasione perfetta per staccare dalla routine e godersi un assaggio d'estate per chi vuole approfittare del sole, ma anche un'occasione perfetta per godersi Catania e per lasciarsi sorprendere dalle sue bellezze tra cultura e sapori locali. Abbiamo appena mangiato una scorpacciata di paste incredibile. Where are you from? Germany. Do you like granita? Yeah, very good. We are from New York. Da dove venite? Dalla Svizzera. Do you like Sicilia? Siamo arrivati qui ieri sera e abbiamo trascorso un paio d'ore passeggiando per il centro. Per ora ci piace. In occasione della Festa della Repubblica tutti i musei e i parchi archeologici saranno accessibili gratuitamente. La città è piena di turisti. Catania diventa un gioiello del turismo in Sicilia. Trasferiamoci in Sicilia definitivamente perché è spettacolare davvero. Oggi musei aperti, ne avete approfittato? Oggi i musei aperti non ne abbiamo approfittato, ma sapevamo. Stavamo valutando qualcosa, adesso valutiamo e vediamo cosa visitare nel pomeriggio. La prima cosa che vediamo, siamo venuti a vedere, appena arrivati siamo venuti a vedere Sant'Agata. Che cosa avete in programma? Taormina e vediamo conforme la giornata cosa decidiamo. Complice la giornata estiva con temperature fino a 27 gradi, la via Etnea è divisa in due. Turisti e residenti preferiscono senza dubbio percorrerla all'ombra. Sembra un corteo perfetto. Il Duomo fa da sfondo a incorniciare una giornata che sembra inaugurare la stagione estiva. Io sono un catanese, diciamo, che manca da 30 anni. Guardiamo un po' di cose storiche. Andiamo a Messina dove riapre la cripta del Duomo, una chiesa sotterranea alla cattedrale realizzata nell'XI secolo. I lavori della soprintendenza hanno messo in sicurezza l'accesso, ingresso gratuito sino a settembre il servizio. In centinaia in fila e con il naso all'insù per ammirare gli stucchi barocchi della chiesa sotterranea della cattedrale di Messina. Torna nuovamente aperta al pubblico la cripta del Duomo dopo l'accurato restauro diretto dall'architetto Mirella Vinci. È il frutto di un lavoro di squadra tra arcidiocesi, comune, regione siciliana e soprintendenza.
per renderla finalmente accessibile in sicurezza. Un lavoro non facile né breve avviato nel 2009 grazie al FAI che riaccese i riflettori sulla cripta con le giornate di primavera. Quindi il finanziamento della Regione, 500.000 euro per recuperare un reperto risalente a 1081 realizzato per volontà del re normanno Ruggero II e che venne poi distrutto e ricostruito dopo i terremoti del 1783 e del 1908. Abbiamo tirato fuori, come dire, dalle scialbature novecentesche, ecco, abbiamo recuperato con questa pulitura anche brani di tutti i rifacimenti novecenteschi, quindi tutto un apparato pittorico che era stato voluto anche realizzato grazie anche con un progetto iconografico preciso della diocesi di Messina. Uno scrigno nascosto che adesso si inserisce nell'offerta turistica, religiosa e storico-culturale della città. E questo sito si collega con quello che già è lo splendore del nostro Duomo, dei nostri tesori, del campanile, quindi un polo attrattivo culturale ma soprattutto religioso. Visite consentite domani dalle 9.30 alle 16, dal 4 giugno fino a settembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. In questa prima fase l'ingresso sarà gratuito. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torneremo subito dopo con la politica e con la riconferma segretario regionale del Partito Democratico di Anthony Barbagallo. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, Anthony Barbagallo è stato riconfermato segretario regionale del PD, ma non si placano le polemiche interne. Sentiamo meglio nel servizio di Orazio Longo. I dati dell'affluenza testimoniano un partito in salute. Così taglia corto Anthony Barbagallo, riconfermato alla guida del PD in Sicilia, commentando l'epilogo di un congresso regionale con tante polemiche nei confronti dello stesso segretario uscente riconfermato, rimasto unico candidato per la segreteria regionale dopo la rinuncia delle correnti che fanno capo a Bonaccini e Orfini. Un partito che esce rafforzato e con la consapevolezza che in questa terra il riscatto è possibile. Vicinissimo alla segretaria nazionale Elie Schlein, Barbagallo ha confermato che anche in Sicilia il PD lavorerà al cosiddetto campo largo, puntando all'alleanza con 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Il partito siciliano tradizionalmente vive i congressi con un po' di tensione di troppo. Il compito che io per primo, ma tutta l'area di maggioranza del partito, è quella di ricostruire, tendere la mano, alimentare il dibattito e il confronto negli organismi, ed è quello che faremo. L'obiettivo è che uniti siamo tutti più forti. Un bis per Barbagallo, che però non sembra possa nell'immediato placare lo scontro tra le correnti, con lo spettro degli addii dietro l'angolo. Barbagallo ha perso il referendum che ha imposto su se stesso dilaniando il partito, dice Antonio Rubino, componente della direzione nazionale del PD, sottolineando come solo il 45% degli aventi diritto lo abbia sostenuto. La verità è che la sua scellerata linea politica è stata clamorosamente bocciata, nonostante fosse candidato unico e con regole scritte su misure. Adesso si fermi e non faccia altro male al PD, conclude Rubino. È stato portato a termine il restyling di piazza Michelangelo a Catania, uno degli snodi centrali della città, completamente rifatta la pavimentazione, ampliate le aree verdi e le aiuole, pur rispettando e preservando le radici degli alberi esistenti. Grande attenzione è stata dedicata alla vivibilità della piazza con l'installazione di un moderno impianto di illuminazione a LED pensato per garantire sicurezza ed efficienza energetica. Sono state inoltre collocate 22 nuove panchine per offrire maggiore comfort ai cittadini. Il riassetto complessivo si è concluso con la rimodulazione degli stalli di sosta. Noi adesso ci fermiamo ancora e subito dopo tanto spazio allo sport. Siamo allo sport nella semifinale scudetto. Brescia vince contro Trapani anche in gara 2. Mercoledì gara 3 a Brescia. Solo un miracolo però potrebbe rimettere in corsa i Granata. Il servizio. Nella semifinale scudetto la Germani Brescia espugna anche in gara 2 il Palasciark. Vince col punteggio di 77-85 e riduce quasi a zero le speranze del Trapani Shark di disputare una finale scudetto.
Anche stavolta hanno fatto la differenza la solidità difensiva di Brescia e l'esperienza di campioni come Bilan, Dou, Ivanovic e Della Valle. Trapani pertanto è stata costretta sempre a inseguire, ricacciata indietro ogni qualvolta si portava sotto. Sul 77-80, a poco più di un minuto dal termine, Ivanovic e Della Valle siglavano i canestri decisivi e chiudevano il match a proprio favore. Mercoledì si va a Brescia per gara 3. Solo un miracolo però potrebbe rimettere in corsa la squadra siciliana. Il calcio a 5, la Meta batte 3-2 Avellino, vola in semifinale scudetto, decide un gol di Bocao ai supplementari. Festa grande per i 3.000 al Pala Catania. Tonino De Mana. Il cuore oltre l'ostacolo per una vittoria fortemente voluta e giustamente ottenuta. La Meta Catania batte al photo finish la Sandro Abate e vola in semifinale scudetto. Finisce 3-2 con il pubblico a far festa sugli spalti. Apre le marcature Turmena dal dischetto, la sua precisa conclusione fa esplodere i 3.000 del Pala Catania. Subito dopo arriva anche il raddoppio, ma all'ultimo secondo della prima frazione una sfortunata deviazione di Bocao riapre il match. Avellino continua a premere ma Sichera è decisivo tra i pali. La Meta sfiora più volte il tris con Andersen e Turmena, ma a pochi secondi dalla fine subisce il pari beffa siglato da Galletto. Si va ai supplementari dove regna l'equilibrio. A spezzarlo ci pensa Bocao, ma gran parte del merito è di Capitan Musumeci. È il 3-2 che fa esplodere di gioia il Pala Catania. Finale thrilling, Turmena doppio giallo lascia la Meta in inferiorità numerica. L'Avellino assedia il fortino catanese che regge fino al suono della sirena. Poi la gioia incontenibile in campo e sulle tribune. Per la Meta il sogno tricolore continua. Adesso al calcio il Palermo e Pippo Inzaghi, un matrimonio che sarà celebrato probabilmente questa settimana. Sentiamo Marco Gullà. A meno di clamorosi ribaltoni o colpi di scena sarà Pippo Inzaghi il nuovo allenatore del Palermo. Il tecnico che ha chiuso la sua avventura a Pisa dopo la promozione in Serie A avrebbe già dato l'ok al trasferimento in rosanero. Le parti sono d'accordo su tutto, ma prima di lasciarlo andare il Pisa vorrebbe avere tra le mani un sostituto. In pole c'è Gilardino e Pirlo e poi anche Vanoli. Inzaghi sarà libero di sedere nella panchina del Palermo tra metà e fine settimana. Il tecnico ha già chiesto al club rosanero di non cedere calciatori come Brunori e Pogliampalo. Il Palermo ripartirà da loro, dai loro gol. Inzaghi li vorrebbe al fianco e non come li utilizzava Dionisi, che a breve comunque rescinderà il contratto che lo lega al Palermo. Resterà invece come direttore sportivo Carlo Osti, che rinnoverà il suo contratto con il club di Viale del Fante a breve. Work in progress, la sede del ritiro probabilmente sarà in Valle d'Aosta. Poi sarà tempo di mercato e di trattative per irrobustire la rosa. Era il nostro ultimo servizio, Sicilia 24 tornerà alle 19. A tutti voi grazie per l'attenzione e un buon proseguimento di giornata.